Sicuramente non ne guadagneremo niente in termini elettorali, ma noi siamo il 5 Stelle, noi siamo i kamikaze della politica. Se c'è un partito, perché ormai è inutile giocare con le parole, che poteva fare una scelta così pazza, siamo noi, perché al di là di guadagni un voto, ne perdi 100, certe cose devono essere fatte. Andavamo a infilarci veramente in un vicolo molto stretto, molto cieco, molto buio. Io credo che la cosa che noi possiamo fare è di dimostrare che da un certo punto di vista avere la Lega, avere il PD è la stessa identica cosa. Quando noi ci siamo al centro, diciamo, e con i numeri che abbiamo in Parlamento possiamo veramente giocare un ruolo di fulcro, possiamo veramente dimostrare che certe politiche vanno avanti a prescindere dal partner di governo, purché al centro resti il Movimento 5 Stelle. E secondo me avere ottenuto la figura di Conte, come sembra, salvo smentite all'ultimo minuto, che rimane a Palazzo Chigi, per me questa è la garanzia più importante anche nella partita dell'autonomia. Cioè più di Di Maio? In qualche maniera è sacrificabile Di Maio, ma l'importante è che ci fosse Conte? Secondo me, con queste logiche di governo, anche per il discorso che Zingaretti ne rimane fuori, secondo me non sarebbe poi così bestiale, così improponibile, anche che Di Maio non avesse un ruolo di governo, o un ruolo di governo sicuramente minore. Non credo che la partita sia il vice premier sì o vice premier no. Ormai credo che Conte, dopo il discorso che ha fatto in Senato, sì, mantiene un ruolo di giudice, però insomma, si è schierato veramente.